Ci sono persone che con la loro, io dico anche testardaggine, oltre che passione, riescono a rimettere in moto delle cose sopite. Parliamo con Roberto Esini, che è uno dei fautori di questa ripartenza della FIGC finalmente, con un novero di squadre importante per una categoria che dicevo poc'anzi con Giovanni Ruio può dare davvero sbocco a tanti giovani che, finito quello che è il settore giovanile, hanno poco spazio. Voi per scelte tecniche, scelte delle società e quant'altro, però adesso c'è l'opportunità di misurarsi in un campionato che conta, mettersi in luce e dare l'opportunità a tutti di poter crescere. Ormai mi conosce da qualche anno e lo sa, il mio motto è quello di guardare quelli che stanno dietro le quinte e soprattutto che non hanno la ribalta. La FIGC da qualche anno ha intrapreso questo progetto un po' utopistico e da sognatori, cioè quello di avere una squadra di calcio in ogni paese della Sardegna. È un progetto ambizioso che però con piccoli passi stiamo portando avanti con grande entusiasmo, e il fatto che qui in provincia di Sassari saremo in grado di avere oltre 20 squadre che parteciperanno al prossimo campionato di terza categoria è la dimostrazione che il lavoro sta dando i suoi frutti. Noi ci crediamo fortemente e convintamente, anche perché riteniamo che non può esisterci un movimento calcistico se non c'è una base solida e si parte dalle basi, che è appunto la terza categoria. E poi diamo l'opportunità a tutti realmente di poter giocare, di poter partecipare a un campionato con delle regole, perché poi alla fine i tornei e tutte le altre cose di corollario rimangono fini a se stessi. Qua c'è l'opportunità di mettersi in mostra, ci saranno gli scouting, ci saranno tante cose insomma, che riporteranno l'entusiasmo per il gioco più amato chiaramente in Italia. Ma adesso ai telespettatori do dei numeri che sicuramente di cui non sono al corrente. Pensate che la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, ogni 56 abitanti in Italia ha un tesserato della LND, e in Sardegna questa percentuale si abbassa, uno ogni 46 abitanti. Quindi la Lega Nazionale Dilettanti ha un potenziale e soprattutto ha un valore, un ruolo sociale inestimabile, incalcolabile. Ecco il motivo per il quale la nostra azione, la nostra attività, le opportunità che noi offriamo ai nostri atleti e dirigenti, e io qui spendo una parola per ringraziare tutti i dirigenti delle società dilettantistiche, è quello di poter praticare dello sport in maniera semplice, però con delle regole chiare, precise, e soprattutto un'istituzione così forte e presente su tutto il territorio nazionale come la Lega Nazionale Dilettanti.